La festa dei morti è molto sentita in Sicilia, ovviamente anche nella nostra città. Giorno 1 novembre, giornata festiva dedicata a tutti i santi, mentre il 2 novembre viene celebrata la commemorazione dei defunti. Giorno 2 novembre, alle ore 10, presso il mausoleo dei caduti a Bonamorone ad Agrigento, sarà celebrata la Santa Messa da Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Damiano, mentre alle ore 16 ci sarà la funzione religiosa che si terrà presso il cimitero di Pianogatta dal vicario foraneo Don Mario Sorce. In questi giorni si visitano i propri cari defunti presso i cimiteri, portando loro dei fiori e si accendono anche dei ceri. Ma come si sta vivendo questo giorno di vigilia nella nostra città? Stamani ci siamo recati al cimitero di Bonamorone, abbiamo sentito il parere di diversi agrigentini in visita ai propri cari, ma anche dei venditori di fiori e tutto quello che gira attorno, come la raccolta dei fondi della San Vincenzo per i fiori che non marciscono, i Boy Scout che in cambio della loro assistenza raccolgono i fondi per poter effettuare con la nuova stagione il viaggio di pellegrinaggio a Santiago di Compostela. Quanto è importante andare a fare visita ai propri defunti? Io ci vengo quasi ogni giorno, perciò certo che è importante. Sì. Signora, anche lei viene qui a fare la visita ai defunti? Sì, mio padre è morto da poco, perciò siamo qua, un dovere. Quanto vale, quanto è importante da un punto di vista, diciamo, affettivo andare e visitare i propri defunti? Intanto è un dovere e poi l'affetto è enorme, specialmente dove sono i genitori, fratelli e sorelle. Ed è giusto che tutti dovremmo andare oggi, ma non solo oggi, perché oggi, domani la giornata si festeggia così, come si chiama nelle nostre parti, no? La festa dei morti, ma dovremmo venire spesso nelle giornate di festa, essere presenti con un fiore, un segno di affetto. Hai avuto modo di verificare se c'è stato un aumento dei prezzi dei fiori? No, non l'ho trovato l'aumento, non l'ho trovato, perché sono venuta già l'altro giorno, non ho trovato l'aumento. Si va ancora al cimitero e con le motivazioni di questa tua, lei sta andando al cimitero, come mai? Ma ho i miei parenti, e quindi come ogni anno ci siamo sempre con mia moglie e tutti, andare ai suoceri e portarci qualche fiore, qualche cosa. Una festa sentita ancora? Sì, una sentita ancora. Comprato i fiori, hai avuto modo di vedere se c'è stato un aumento dei prezzi? Ma penso di no, perché da noi i prezzi ancora, per fortuna, si possono comprare. Non c'è questo allarmismo di prezzi alti. Quindi penso che i prezzi saranno contenuti. Ecco. E quali sono i fiori che più vengono richiesti? Crisantemo, margherite, mazzetteria, tutto fresco abbiamo stamattina. C'è stato un aumento dei prezzi? Un qualcosina. Quali sono i tipi di fiori che la gente acquista in questi giorni? Per la festività dei defunti, come sempre di tradizione, si utilizza vendere sempre il crisantemo, o questi crisantemi in ammazzo, o le piantine di crisantemo, che è il fiore in questa stagione. C'è stato qualche aumento così, insomma? Un piccolo aumento c'è stato dovuto al rincaro, come sappiamo tutti, e ci sono stati rincari anche nei fiori, ma abbiamo cercato di mantenere sempre gli stessi prezzi che facciamo ogni anno, per mantenere sempre costante la nostra attività. È una festa sentita ancora questa dei morti? Sì, ancora viene sentita. Le persone qui vengono sempre. Vengono tutto l'anno e quindi come oggi completano anche la pulizia delle tombe e vengono a trovare i proprietari. Ottobre la vendita dei fiori? Bene, sta andando bene. Ci aspettavamo di più, però non ci lamentiamo. Ecco, ancora insomma la gente ama la tradizione dei defunti, no? Sì, è ancora molto sentita. Quali sono i fiori più ricercati? Ma il crisantemo, le rose, sempre questi fiori così, o quelli già composti. Ok, grazie. Noi siamo della San Vincenzo e ogni anno abbiamo la raccolta annuale per i fondi da destinare ai bisognosi della città di Agrigento. Ecco, siamo la società San Vincenzo De Paoli, ad Agrigento c'è da decenni e anche a Favara, anche a Porto Empedocle,
Ecco, questa è una parte dei nostri proventi, perché poi naturalmente nelle riunioni facciamo le collette, tanto altro, per poter aiutare i poveri che purtroppo, nonostante il reddito, ci sono quelli che non l'hanno, quelli che non ci arrivano, ci sono sempre. Il fiore della carità voi lo chiamate, vero? Sì, questo è il fiore che non marcisce, perché i fiori dopo alcuni giorni sappiamo tutti che fine fanno, appassiscono, invece la carità resta sempre, è un investimento, diciamo, eterno. E la gente, diciamo, come si predispone per questo gesto d'amore? E la gente, sì, risponde, ci sono, ecco. Naturalmente molti portano anche, diciamo, i fiori, ecco, un segno, diciamo, visibile, però ci sono anche dei segni che non sono visibili esteriormente come i fiori, però sono dei segni interiori, spirituali, che sono sicuramente più importanti. Il gruppo Scout Agrigento 3 presente oggi qui a Bonamorone, ecco, qual è la vostra azione, perché siete qua? Noi facciamo un'attività di autofinanziamento per un gruppo scout, perché verso estate, metà fino agosto comunque, dobbiamo partire per il Cammino di Santiago, quindi abbiamo bisogno di soldi appunto per il cammino e stiamo facendo l'attività di autofinanziamento per rigimolare i soldi. Facciamo annualmente, ogni anno, sempre per i morti. Santiago? Santiago, quindi praticamente facciamo questo cammino, Santiago di Compostela. Facciamo questo cammino di una settimana, almeno 20 km sicuramente al giorno. Partiremo da Milano, poi tutto a piedi fino appunto in Spagna. Non saremo solamente noi come gruppo, saremo una trentina di ragazzi e anche tutti gli altri gruppi sempre scout, non solo dalla Sicilia. Quindi oggi mettete a disposizione, diciamo, offrirete anche qualche servizio alle persone anziane, ecco, spieghiamolo. Noi siamo un'attività comunque che principalmente è costituita appunto su servizio, quindi se qualcuno ha bisogno di una mano, se si può dare anche un'offerta del nostro cammino, appunto noi siamo sempre disposti ad accettarla. Okay. E la gente risponde a questa iniziativa? Sì, anzi ci danno qualche offerta pure, senza che noi chiediamo momento ovviamente, e se hanno bisogno comunque siamo sempre disponibili. Sempre noi siamo parte del gruppo Agrigento 3, andremo quindi a questo cammino di Santiago di Compostela, stiamo cercando con questa attività di autofinanziamento anche al cimitero, saremo anche alla Tois, comunque di riuscire a racimolare anche una somma per poter partire. Siamo contenti verso l'inizio, metà agosto, di poter affrontare questa avventura tutti insieme.